Buonasera a tutti. Facciamo il gioco delle sedie musicali. Io mi chiamo Lua, sono di origine iraniana e sono Bahá'í. Noi stasera c'era un invito a un nostro amico Abbas Nejat, che fortunatamente non è potuto venire, era molto dispiaciuto. Allora abbiamo colto noi l'occasione di venire a stare in questa serata che veramente è bellissima, è così commovente, toccante vedere che possiamo veramente andare oltre tutti i pregiudizi che sono stati creati dalle nostre società e da tanti anni di sofferenza. La mia esperienza, anche vorrei condividervi un attimo, per me è stata, ho avuto anch'io una vita molto piena, diciamo, perché anche se sono molto giovane ho viaggiato tanto, ho avuto l'onore e il piacere di vivere in Africa per 13 anni, ho vissuto in Congo e in Ruanda e poi vabbè un po' in Europa, un po' nel Medio Oriente, e il viaggiare, il scoprire diverse culture è sempre stato una cosa per me meravigliosa, perché mi ha fatto capire veramente che, come si dice nella fede Bahá'í, c'è una frase che dice che non ci si deve gloriare di amare il proprio paese, bensì il mondo intero, perché la terra è un solo paese e l'umanità i suoi cittadini. In effetti la fede Bahá'í, per chi non conosce, è una religione che è nata circa 160 anni fa e ha come scopo di portare l'unità del genere umano, cioè l'unità di tutti i popoli, di tutte le razze, di tutte le religioni. Allora potete immaginarvi la mia gioia a vedere stasera questo incontro che veramente ci raduna tutti insieme, e anche questi bellissimi quadri che ci sono nella sala che fanno vedere i simboli delle varie religioni e come tutte le religioni ci stanno indirizzando verso la stessa direzione, cioè quella di portare pace, amore e unità nei nostri cuori verso l'altro. Anche la fede Bahá'í ha questo scopo. In effetti il fondatore della fede Bahá'í si chiama Baha'u'llah e lui ci dice che il fatto che noi abbiamo la religione è sempre stato e sempre sarà questo collegamento che Dio ci ha dato per guidarci verso quello che è il meglio per noi, perché in effetti Baha'u'llah ci spiega che Dio ci ama così tanto che non ci potrà mai abbandonare e non l'ha mai fatto neanche in passato, ed è per questo che ogni 1000-2000 anni ci ha sempre assicurato la sua presenza, la sua guida tramite le religioni che ci ha mandato, e che ogni messaggio che ci ha mandato era sempre adatto al momento in cui è venuto. Così la visione Bahá'í è una visione che abbraccia tutte le religioni, perché noi crediamo che tutte le religioni vengono dallo stesso Dio e che sono tutte giuste e sono tutte buone, e che oggi Dio ciò che vuole, nelle parole di Baha'u'llah dice, ciò che Dio ha ordinato quale sovrano rimedio e come il più possente strumento per la guarigione del mondo e l'unione di tutti i suoi popoli in una causa universale e in una fede comune. Allora proprio quest'idea che dobbiamo cercare di vedere oltre queste etichette, questi nomi che ci diamo, e veramente lavorare tutti insieme in unità per creare un mondo migliore per noi e per i nostri figli. Ringrazio di nuovo.